Mercoledì 12 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Bene, fra poco andremo da Lorena per leggere insieme a lei i quotidiani regionali, ma intanto le notizie. È stato sequestrato il patrimonio dell'autista di Messina Denaro, l'uomo condannato a 9 anni e 2 mesi in carcere, sono finiti anche i 2 figli con il padre, avrebbero condiviso informazioni per gestire la latitanza del boss di Campobello di Mazara. Prima l'arresto con il boss Matteo Messina Denaro, al quale faceva da autista, poi il carcere, la condanna a 9 anni e 2 mesi, l'arresto dei 2 figli, Antonino e Vincenzo, ora nei confronti dell'imprenditore agricolo Giovanni Luppino e dei figli, tutti di Campobello di Mazara, arriva il provvedimento di sequestro di beni, valore 3 milioni di euro, a disporlo la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, che ha accolto la richiesta della DDA di Palermo. Le indagini patrimoniali si basano sul lavoro dei finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che ha ricostruito il profilo patrimoniale di Luppino e del suo nucleo familiare. Sotto sequestro finiscono 2 società a Campobello che si occupano di produzione di olio e commercializzazione di frutta e ortaggi, 7 immobili fra appartamenti e terreni a Campobello e Castelvetrano, 3 rapporti bancari, un autoveicolo. Mi ha detto che stava morendo e l'ha aiutato per ragioni umanitarie, disse Luppino, provando a scrollarsi di dosso la pesante accusa di essere contiguo al boss, e negò di conoscere i componenti della famiglia Bonafede, a cominciare da Laura Bonafede, amante del padrino. La procura però gli contestò che la donna, assieme al marito ergastolano Salvatore Gentile, aveva battezzato i suoi 2 figli. I 2 fratelli dal 2018 al 2022 hanno abitato a pochi metri dal penultimo covo del padrino a Campobello. Entrambi avrebbero condiviso con il padre informazioni cruciali per la gestione della latitanza del boss. Nel 2017 e 2018, secondo la ricostruzione dei finanzieri, dai conti correnti di Antonino Luppino poi sono stati effettuati in favore di Laura Bonafede bonifici per un importo complessivo di 81.623 euro non giustificati da fattura. E allora cominciamo la lettura dei quotidiani, Lorena, proprio da questa notizia. Sì, perché per una sintesi giornalistica noi chiamiamo Luppino l'autista di Matteo Messina Denaro, ma ovviamente non era soltanto questo, ce lo spiega bene Repubblica nella parte di Palermo. Caccia al tesoro segreto di Messina Denaro, c'era anche l'olio tra gli affari del clan, e appunto Salvo Palazzolo scrive che Giovanni Salvatore Luppino, l'uomo arrestato, non era soltanto autista del super latitante, era anche un attivissimo imprenditore agricolo impegnato tra l'altro nella produzione di olio, e poi chiedeva pure il pizzo per conto del padrino di Castelvetrano. Adesso le indagini del GICO di Palermo hanno appunto fatto scattare un sequestro, come abbiamo detto. Che cosa c'è? Ci sono 2 aziende olearie, dicevamo appunto che l'olio era fra gli interessi di questo imprenditore, tra virgolette, 7 immobili tra Castelvetrano e Campobello, 3 rapporti bancari e un autoveicolo, valore complessivo un patrimonio da 3 milioni di euro. E poi, come diceva la nostra Laura Spanò, le Fiamme Gialle hanno passato al setaccio assegni e bonifici fatti sin dal 2014 in favore di Laura Bonafede per un totale di 200.000 euro. Bene, grazie. Fra poco altre notizie dai quotidiani. Parliamo dell'emergenza idrica. La regione siciliana punta sui dissalatori. Saranno 5, verranno realizzati con 290 milioni di euro di fondi pubblici e anche privati. Ad annunciarlo è stato il governatore Schifani. Quasi 300 milioni di euro per la realizzazione di 5 nuovi impianti dissalatori per garantire un approvvigionamento idrico costante e affrontare in modo efficace i cambiamenti climatici. È la risposta concreta, come dice il presidente Schifani, all'emergenza siccità in Sicilia. Si tratta di risorse pubbliche e private fondamentali per la realizzazione delle opere. 3 di questi impianti verranno costruiti nei siti dismessi di Porto Empedocle, Gela e Trapani, riqualificati dopo 14 anni di inutilizzo. Gli altri 2 saranno impianti mobili destinati a Palermo. La prolungata siccità che da mesi colpisce la nostra isola ci impone di adottare soluzioni innovative e sostenibili per garantire un futuro più sicuro. Per questo abbiamo deciso di intervenire con un progetto strategico che mira a rendere più efficiente la gestione delle nostre risorse. Grazie all'accordo siglato con il governo nazionale, 90 milioni di euro arriveranno dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. A questi si aggiungeranno 10 milioni di euro dal bilancio regionale, ai quali si sommeranno altri 170 milioni di euro da parte dei privati con il sistema di project financing. Infine, altri 20 milioni saranno utilizzati e stanziati dal governo nazionale per coprire la fase iniziale di avviamento e i costi di gestione del primo anno.
Questo progetto non è solo un intervento infrastrutturale, ma un segnale concreto di impegno e responsabilità verso il futuro della nostra terra. Sappiamo che le sfide non mancheranno, ma abbiamo il dovere di agire con visione e determinazione, pensando alle generazioni future. In Italia già il 4% dell'acqua potabile proviene da impianti di dissalazione, soprattutto nelle piccole isole e nelle regioni costiere. Se da un lato garantiscono acqua potabile, dall'altro sollevano critiche da parte degli ambientalisti per il consumo elevato di energia, spesso derivata da combustibili fossili, e per la produzione di residui che, se non adeguatamente trattati, risulterebbero inquinanti per l'acqua del mare. Allora si cercano soluzioni per la crisi idrica. Sì, e come diceva Luca Ciliberti, facendo i conti, è davvero una pioggia di milioni che sta arrivando, lo scrive anche il quotidiano La Sicilia, piovono ben 290 milioni, Schifani dettaglia il programma di investimenti pubblici e privati, un intervento infrastrutturale con 5 nuovi impianti, quello che vuole essere un segnale concreto. 3 di questi impianti, spiega Schifani, verranno costruiti nei siti dismessi di Porto Empedocle, Gela, Trapani, che saranno finalmente riqualificati dopo 14 anni di inutilizzo. E noi abbiamo documentato, Angelo, nei nostri TG lo stato di degrado di almeno 2 di questi dissalatori, quello di Gela e di Porto Empedocle. Gli altri 2 saranno impianti mobili destinati a Palermo, una città che necessita di soluzioni flessibili per rispondere alla crescente domanda di acqua. E mentre la Regione porta avanti questo progetto, però poi c'è l'allarme dei sindacati. Nel Trapanese la diga Rubino sversa in mare, continuano poi sempre le inefficienze. E la crisi idrica non impatterà sul fabbisogno di acqua dei cantieri per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Queste sono le parole dei tecnici della società Stretto di Messina pronunciate durante un'audizione in commissione. Hanno illustrato le soluzioni ideate per fronteggiare il problema. Il ponte non ruberà l'acqua ai messinesi. Una rassicurazione secca, decisa, quella che i tecnici della Stretto di Messina hanno fatto in Commissione Ponte, perché quello delle risorse idriche necessarie all'attività dei cantieri è uno dei temi che hanno aperto diversi fronti di polemica negli ultimi mesi, soprattutto dopo la crisi estiva. Così è stato reso noto lo studio sul fabbisogno idrico dei cantieri, che ammonta ad un totale di 67 litri al secondo. Le soluzioni studiate sono state quelle della costruzione di nuovi pozzi, della realizzazione di dissalatori o del trattamento di acque reflue. La soluzione individuata come ottimale è quella della realizzazione di pozzi nella fascia ionica e il collegamento con una dorsale dal serbatoio 3 Monti a Torrefaro per 11 km. Questa soluzione porterà un apporto idrico di circa 160 litri al secondo e, confrontandolo con i 67 necessari per i cantieri, è evidente che, oltre a garantire tale fabbisogno, dà un surplus tutto a disposizione anche durante l'esecuzione dei lavori per la città di Messina. Tutto però, hanno sottolineato, deve essere legato all'efficientamento della rete di distribuzione, che oggi ha numerose perdite, e già si conoscono anche i tempi per la realizzazione della nuova condotta. Si comincerà subito e ci vorranno 12 mesi per realizzarlo. 12-15 mesi assieme al contraente generale, d'altronde sono opere di una certa consistenza. Ponte sullo Stretto continua a fare discutere a 360 gradi. Sì, naturalmente lo andiamo a leggere questo approfondimento sulla Gazzetta del Sud, che è il quotidiano di Messina, appunto le rassicurazioni delle aziende sull'approvvigionamento dei cantieri. Esiste un piano A, serviranno 67 litri al secondo, si partirà da 3 campi pozzi nella zona ionica della provincia. In questa infografica vediamo i cantieri che, come vedete, come si è spesso detto, non sono soltanto sullo Stretto di Messina, cioè sulla punta, ma arrivano fino a Contesse, cioè nella zona sud di Messina, proprio perché l'impatto del ponte è molto più ampio, diciamo, rispetto alla campata che si prevede. Qua vediamo tutti i vari cantieri e anche la necessità di approvvigionamento di ciascuno. Le soluzioni le abbiamo sentite, in più aggiungiamo che per i 15 mesi, per i primi 15 mesi verrà realizzato un intervento
Essendo minimo il fabbisogno, soprattutto all'inizio, l'approvvigionamento avverrà con autobotti o mediante l'acquisto del surplus dell'Alcantara. E vedremo, Angelo, se questa sarà un'altra estate di razionamento oppure no. E adesso siamo a Catania, arrabbiati e imbottigliati, tiene banco l'insostenibile caos in via Santa Sofia. Siamo nei pressi del Policlinico Universitario, dove persino le ambulanze faticano a raggiungere il pronto soccorso proprio del Policlinico. Abbiamo sentito anche gli addetti ai lavori e sentiamo e vediamo il servizio. Le ambulanze bloccate nel traffico di via Santa Sofia, minuti e minuti in coda per arrivare al Policlinico. Raggiungerlo è quasi una missione impossibile per buona pace di chi su quel mezzo di soccorso lotta per la vita e dove anche un minuto può rivelarsi fondamentale. Ed invece da anni non si riesce a venire a capo di un problema di ordine pubblico che mette a repentaglio la salute dei cittadini e contestualmente il sistema nervoso di chi per lavoro o per necessità si dirige in ospedale o alla cittadella universitaria. Il sindaco potrebbe fare qualcosa in merito a questa difficoltà che esiste in un punto nevralgico è molto importante, perché si parla di salute delle persone. Sul banco degli imputati l'amministrazione comunale a puntare il dito uno degli addetti ai lavori, il medico Alessandro Belvedere. Un'ambulanza che a 20 metri dalla sbarra si è bloccata per 2 minuti con un codice rosso. Se fosse successo la tragedia di San Giovanni Calermo all'ora di pranzo, qua potrebbe atterrare solo la di soccorso, come dovrebbero arrivare decine di ambulanze. E poi ci sono loro, i soccorritori, che a sirene spiegate cercano di farsi largo, ma che il più delle volte restano imbottigliati. Sull'ambulanza ovviamente abbiamo persone che stanno male, ci possono essere anche casi di una certa gravità, e quindi ogni minuto, ogni secondo è prezioso. Prima si arriva al pronto soccorso, sotto le cure dei medici, e meglio è. Fare multe alle auto in divieto di sosta non basta o serve a poco. Il problema è il solito imbuto all'altezza del parcheggio a monte del Policlinico, dove tutti sanno, ma nessuno interviene. E fra poco torneremo da Lorena Dolci per i quotidiani. Intanto oggi si gioca un turno infrasettimanale in Serie G. In Serie C riposa il Catania per i noti fatti legati proprio alla Turris, e proprio oggi si attende il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale. E allora vediamo gli impegni delle altre due siciliane di C. Ci riferiamo ovviamente al Messina e al Trapani. Il Messina entrambe giocano in trasferta. Il Messina a Cava dei Tirreni con la Cavese, mentre il Trapani fa visita all'Avellino dell'ex Lescano. Un Messina disperato e un Trapani in crisi cercano in Campania un risultato positivo per rilanciarsi. I giallorossi, segnati da una crisi societaria senza ritorno e una classifica drammatica, giocano a Cava dei Tirreni la carta della disperazione. Padroni di casa in serie utile da 4 giornate, virtualmente salvi e in corsa per il sogno d'inizio stagione chiamato play-off. Aria di crisi nello spogliatoio peloritano. Banchieri gioca per i 3 punti con Costantino e De Sena in campo dal primo minuto. Krapicas sconta la terza giornata di squalifica, Dumbravano la prima. Il Messina, che rischia una nuova penalizzazione di 2 punti se entro venerdì non presenterà una documentazione che attesti la solidità economica della società, cerca gol e vittorie, i pareggi non bastano. Ne ha segnato però soltanto 1 nelle ultime 5 partite, esattamente come il Trapani impegnato contro l'Avellino, che ad un passo dalla vetta dopo un lungo inseguimento non sembra l'avversario ideale per riscattarsi. I Granata ritrovano da avversario Bomber Lescano. È un altro tema della sfida del Partenio. Rientra Benedetti a sinistra, emergenza a centrocampo, nuova opportunità per Ruggero e Ciuferri. E adesso, come annunciato, torniamo da Lorena. Da cosa ripartiamo? No, ripartiamo dal Trapani, perché il Trapani si ritrova tra i ranghi degli avversari l'attaccante appunto Lescano, che era stato ceduto in gennaio e che adesso affronta oggi con l'Avellino e Granata. Lo vediamo qui a torso nudo mentre festeggiava un gol appunto con il Trapani. E qual è la sua storia? Da sogno di mercato a idolo della tifoseria, poi incubo delle difese avversarie, fino all'addio più volte annunciato, ma poi arrivato all'improvviso con tanto di polemica con il presidente Valerio Antonini, finito poi con la pace e parole al miele. È l'evoluzione del rapporto fra il Trapani e l'attaccante argentino Facundo Lescano, avversario del Granata nel turno infrasettimanale che si gioca appunto stasera con il suo Avellino. Allora, adesso andiamo avanti. Sì.
come preferisci tu. Sì, andiamo avanti con le notizie dei quotidiani locali, diamo un'occhiata. Ecco, avevamo cominciato con gli 80 anni di Franco Battiato, dalla Sicilia a mondi lontanissimi, lo dico per i fan di Battiato anche se il compleanno sarà tra qualche giorno, ma vediamo la prima pagina della Sicilia. Marcella Uberalles, un termine tedesco perché la hit della cantante catanese è stata scelta dal Bayern Monaco per l'inno della squadra, ma lo vedremo più avanti. E poi ancora fra le notizie la caccia al tesoro segreto di Messina Denaro e l'olio tra gli affari del clan, ma questa notizia la andiamo a vedere invece sul quotidiano La Sicilia, il quotidiano di Catania, che ci svela un retroscena che salta fuori dalle carte, un maxi prelievo, ben 400.000 euro dalla donna del boss, un dato significativo del ruolo del Luppino nel supportare Matteo Messina Denaro durante gli anni della latitanza, e proprio la vicinanza con Laura Bonafede, tratta in arresto con il suo ruolo centrale nella cura della latitanza del boss, ed è uno dei dati che emerge nel provvedimento di sequestro del Tribunale di Prevenzione di Trapani. E poi invece dal Giornale di Sicilia, il quotidiano che fa base a Palermo, titolo di apertura: Ars dietro fronte sulle mance. Quali sono le mance? Sono quelle leggi, quelle norme un po' fatte per dare un contentino ai vari deputati. Dopo il no di Roma, l'Aula ritira la proroga per i contributi a pioggia, ovviamente quelli ancora non spesi. È lo stesso argomento che la Gazzetta del Sud tiene in prima pagina: mance, la regione fa retromarcia, e poi la notizia dei distalatori con Schifani che annuncia la costruzione di 5 nuovi impianti. Ecco qua, andiamo un po' nel dettaglio, siamo sulla Gazzetta del Sud, contrasti pure nella coalizione sulle norme da salvare, il Movimento 5 Stelle dice finanziaria da difendere, la sanatoria per le mance promesse non ancora erogate non ci sarà. Governo e ARS hanno fatto marcia indietro ieri proprio quando la norma era sul punto di essere votata. Dunque le associazioni e gli enti destinatari di contributi a pioggia per decine di milioni, pensate a tutte quelle associazioni, Proloc eccetera, avranno 6 mesi in più per spendere non avranno 6 mesi in più per spendere quelle risorse. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Palermo, che invece dedica l'apertura a sprechi e scandali in 200 indagini. Nel mirino regione ma anche enti e comuni, i fascicoli aperti dalla Corte dei Conti riguardano dall'IRFIS alle spese contro l'emergenza Covid. Fra i casi la concessione gratuita del Politeama per il compleanno di un magnate giapponese. Ci siamo noi occupati di questa vicenda. Ecco, qui sono i 200 casi, si va appunto dagli enti regionali alla regione, alla sanità, e il compleanno al Politeame di un magnate giapponese nel 2023 a cui venne concesso gratuitamente il teatro, ma adesso la Corte dei Conti sta indagando appunto su questo mancato guadagno. E poi andiamo invece alla cronaca di Catania, siamo nelle pagine interne del quotidiano La Sicilia, perché ieri ci sono stati i funerali di Simone, quel sedicenne caduto da un lucernario sul tetto del centro commerciale di Belpasso, Etnapolis. Le parole del parroco, monito del parroco ai funerali del sedicenne. Che cosa dice? Invitato a fare una riflessione, a sottolineare come non bisogna giudicare per quello che si è fatto. Non diamo facili giudizi, ha detto. Tra l'altro una platea di giovani e giovanissimi, compagni di Simone. Non esprimiamo verdetti con superficialità, non puntiamo il dito contro questo o quello, ha detto padre Salvo durante le omelie, perché le stupidaggini possono capitare a tutti. Quando ci rivolgiamo ai giovani, quando parliamo dei loro atteggiamenti, quando parliamo con loro, servono buonsenso e rispetto. E qui vediamo la bara bianca portata a spalla in mezzo a una folla appunto di amici e compagni. E poi invece vediamo la polemica sui senza tetto di Catania. Sono stati censiti, sono circa un centinaio, dormono nelle strade, sotto i portici, e le associazioni hanno sollevato il problema dei dormitori. L'assessore ai servizi sociali del Comune di Catania respinge le accuse di disinteresse e dice: nessuno ha dimenticato i più fragili. È stata avviata una serie di progetti, dice, e altri ne seguiranno a sostegno
sostegno dei senza fissa dimora. Vediamo cosa dice Brucchieri, senza voler in alcun modo entrare in polemica con alcune organizzazioni del terzo settore che in questi giorni hanno evidenziato la carenza delle strutture di accoglienza per contrastare il sempre più diffuso fenomeno delle persone che vivono in strada. Mi sembra doveroso rendere noto il quadro degli interventi attivi e in fase di ultimazione. Ci sono per esempio l'unità di emergenza e soccorso sociale che offre assistenza immediata su strada, distribuzione di beni di prima necessità, poi centro servizi di pronto intervento e varie collaborazioni. E poi vogliamo concludere con una buona notizia. A Palermo, devo dire, Palermo lo sottolinea spesso, evidentemente è una realtà con cui fanno ogni giorno i conti, è boom degli stranieri che comprano casa. Qui c'è la Dolce Vita, vediamo una viennese, Sabine Kurz, che ha scelto appunto di vivere a Palermo. Sono almeno 300 gli stranieri che hanno comprato un appartamento in città nell'ultimo anno. Chi sono? Tedeschi, americani, francesi, inglesi, altri paesi europei, attratti dai prezzi degli immobili che non sono paragonabili a quelle delle altre metropoli europee. Ci fermiamo, a te Angelo. Grazie, fra poco torniamo da te con le notizie invece a carattere nazionale e internazionale. Adesso apriamo il collegamento con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Andiamo a Messina questa mattina. Buongiorno all'assistente capo Ivan Lanzo. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi purtroppo dobbiamo aprire il collegamento con la notizia di un incidente che è avvenuto nei pressi dello svincolo, anzi proprio allo svincolo di Acireale, che ha interessato, ecco lo vediamo appunto dalle immagini, ha interessato un mezzo pesante che si è ribaltato e ha riversato insomma il suo carico di agrumi sulla sede stradale. Sul posto ci sono già vigili del fuoco, ovviamente più pattuglie della polizia stradale, personale del CAS, del Consorzio Autostrade, per cercare di liberare la sede stradale. Quindi è ovvio che il traffico in direzione Catania è fortemente rallentato, anzi notizia proprio ultimissima, ma la fase è sempre in via di evoluzione, c'è attualmente l'uscita obbligatoria ad Acireale. Si rientrerà in direzione Catania sempre dallo svincolo di Acireale. Ovviamente questo comporterà un fortissimo rallentamento. Comunque le pattuglie sono sul posto, quindi gli automobilisti si ritroveranno a ridosso dello svincolo, seguiranno sicuramente le loro indicazioni. Raccomandiamo sempre per i veicoli, quando vedono un rallentamento, una coda, utilizzate anche le luci di emergenza. È un segnale luminoso, le 4 frecce dette volgarmente, che segnalano anche chi viene da Tergo che c'è sicuramente una situazione di pericolo. Altra notizia ultima, un incidente si è verificato all'interno della galleria San Giovanni, parliamo della tangenziale di Messina, sempre nel tratto in direzione Catania. Notizia ultimissima, quindi ancora non sappiamo altri dettagli, comunque facciamo attenzione in quel tratto. Ci spostiamo sulla tangenziale di Catania, dove rimangono croniche i rallentamenti sia in direzione Siracusa sia dallo svincolo di San Gregorio in direzione Catania Centro. In A19, ricordiamo per i veicoli che percorrono la Catania-Palermo, rimane chiuso lo svincolo di Enna in uscita, quindi l'ultimo svincolo utile o comunque l'uscita consigliata è quella di Mulinello o di Vittaino. Sempre in A19 rimane chiusa la rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta in direzione Catania. In A18 Taormina, la rampa di immissione per i veicoli diretti a Catania rimane chiusa fino alla mezzanotte di oggi. Sempre in A18 ricordiamo che tra lo svincolo di Avola e lo svincolo di Cassibile persiste il divieto di transito per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate. Per oggi è tutto, però proprio in virtù delle notizie di apertura raccomandiamo sempre, soprattutto in mattinata dove il traffico è più intenso, il rispetto delle più elementari norme di comportamento, perché a noi ci fa piacere il collegamento con voi, ma vorremmo sempre segnalare code e rallentamenti. Quindi buon viaggio a tutto e per oggi speriamo sia finita così. Buona giornata. Grazie all'assistente capo
Ivan Lanzo, che ci ha parlato da Messina, ci ha raccontato quello che sta succedendo in questo momento sulle strade, autostrade di competenza della Polstrada, al compartimento della Sicilia orientale. Buon lavoro. Adesso andiamo a Catania e vediamo la situazione su via Vincenzo Giuffrida. Piuttosto sostenuto il traffico in entrata. In questo momento le automobili sono ferme rispetto a un semaforo pedonale, però oggi la situazione è piuttosto, diciamo, c'è grande traffico, c'è grande flusso di automobili in entrata, non soltanto nella città di Catania ma anche in uscita. Stacchiamo allora con via Vincenzo Giuffrida, adesso ci facciamo qualche momento di pausa e poi riprendiamo la lettura dei quotidiani con la nostra Lorena Dolci e andremo a vedere cosa sta succedendo non solo in Italia ma anche all'estero. Cercheremo di capire se effettivamente ci sarà spazio per la tregua nel conflitto in Ucraina. Ci sono spiragli, pare di sì, positivi. Pausa, a dopo. Nuovamente insieme a Buongiorno Sicilia da Lorena Dolci, adesso con i quotidiani nazionali. E allora partiamo subito dando un'occhiata alle prime pagine dei giornali, le cui aperture sono dedicate a questa intesa sulla tregua tra Russia e Ucraina che pare sia stata siglata a Jeddah, poi le ricadute sui dazi e poi due importanti casi giudiziari che hanno tenuto banco per tanti anni, il caso Garlasco e poi il caso Mollicone. Ma partiamo dal Corriere della Sera, andiamo a vedere velocemente la prima pagina. USA-Kiev, intesa sulla tregua, colloqui a Jeddah. Sul tavolo c'è uno stop alle armi per 30 giorni. Rubio adesso dice la palla passa a Mosca. Repubblica titolo analogo, USA-Ucraina sì alla tregua, concordato a Jeddah un cessate il fuoco di 30 giorni da proporre alla Russia, ripristinati intanto gli aiuti militari. Trump annuncia parlerò con Putin in settimana, spero che accetti. Non è stato ancora chiuso l'accordo sulle terre rare. E per concludere questa carrellata ancora la Stampa, tregua ad un passo, Trump raddoppia i dazi al Canada su acciaio e alluminio ma nelle ultime ore ha fatto passo indietro. È il manifesto che sintetizza con tregua riarmata. L'Ucraina accetta una tregua di 30 giorni e riavrà subito dagli USA armi e intelligence, cioè tutte quelle informazioni che sono fondamentali su una guerra. Il prezzo è cedere le terre rare il prima possibile. Questo per dare un'occhiata alle prime pagine, ma andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Eccoli attorno ad un tavolo tutti gli interlocutori di questo accordo. Nel corpo del pezzo troviamo appunto dalla corrispondente: l'Ucraina è pronta ad accettare la proposta americana di un cessate il fuoco di 30 giorni se anche la Russia lo accetta. La notizia è arrivata con un comunicato congiunto delle delegazioni americana e ucraina dopo un incontro di 8 ore a Jeddah. Chi è stato il fautore di questa svolta? Un ministro che fra tagli, rabbia e duelli con Musk ha convinto Donald. Parliamo del segretario di Stato Marco Rubio, che quando è diventato segretario di Stato molti si sono domandati quanto sarebbe durato e quanto potere avesse davvero alla luce dei molteplici inviati che conducono missioni speciali e vista anche l'onnipresenza di Elon Musk. Alcuni ora cominciano a pensare che l'ex rivale di Trump nelle primarie riscuota l'apprezzamento del presidente più di quanto ci si aspettasse, perché questo evidentemente è stato un risultato che lui ha portato a casa. Ma in questo scenario internazionale sempre, come dire, sempre teso, mentre a Jeddah si cercava di stilare questo accordo, cosa succedeva? C'era questo attacco record di droni su Mosca da parte dell'Ucraina, i falchi in pressing su Putin, offerta svantaggiosa. Lui ha sempre detto no alla tregua, l'idea che possa accettare ma con dei paletti, perché adesso la parola passa appunto alla Russia. Dicevamo di questo maxi blitz di droni. Ecco cosa succede sul campo di battaglia: la ritirata dal Kursk, battaglia casa per casa, raggiunta anche Mosca con i droni, almeno 4 i morti tra i civili. Cioè gli ucraini hanno attaccato nel profondo del territorio russo con sciami di droni del cielo, ma sono in ritirata dal campo di battaglia della regione di Kursk. E questo arriva nel giorno dell'annuncio dall'Arabia Saudita dell'accordo tra Kiev e Washington per il cessate il fuoco. E quindi
diciamo, parlano lingue diversi, i diplomatici e naturalmente i generali. Una pausa, ci scrive la Repubblica, che interpreta questa intesa sul cessate il fuoco più utile a Zelensky per riorganizzare le truppe spossate. In questo momento Mosca invece sul campo di battaglia è in vantaggio. Kiev potrebbe far riposare i soldati, addestrare le nuove leve e riarmarsi, ma speriamo che non sia soltanto una tregua di carattere tattico. E intanto le ripercussioni sull'Europa. Il piano von der Leyen, finito il tempo delle illusioni, più spese per la difesa. L'Europa va al riarmo. A Strasburgo la Presidente cita De Gasperi, prestiti per comprare prodotti europei, ed è una vera e propria corsa al riarmo. L'Europa, ecco qui vediamo il discorso della von der Leyen sintetizzato in questo virgolettato: speriamo nella pace ma la Russia resta inaffidabile. Von der Leyen presenta all'Europarlamento il piano ReArm, ora un deterrente militare. Le dà un assist Angela Merkel, ex primo ministro tedesco: se non ci mobilitiamo adesso l'Unione verrà polverizzata. E come avevamo detto prima, Ursula cita in aula De Gasperi: costruire una difesa comune, aveva detto il grande politico italiano. Oggi il voto di Strasburgo sul progetto di 800 miliardi. Naturalmente tutto questo ha ricadute anche sulle basi militari della NATO, fra cui ricordiamoci anche Sigonella, ed ecco che sulla stampa leggiamo: da Aviano a Sigonella l'Italia delle basi e la scure di Musk, increduli e spaventati, perché cosa aveva fatto Musk? Aveva inviato delle lettere ai dipendenti civili delle basi chiedendo di elencare ogni settimana i 5 risultati ottenuti con il loro lavoro. Poi c'era stata anche la sospensione del lavoro a distanza, poi la sospensione delle carte di credito, il blocco delle assunzioni. Insomma, ce n'è abbastanza per far credere di tirare una brutta aria. E naturalmente oltre ad Aviano si parla anche di Sigonella, che è una base vicino Catania con 1700 militari e circa 900 civili italiani che sono allo stesso tempo imbarazzati e preoccupati. E naturalmente questo succede anche ad Aviano, a Napoli, a Vicenza e nelle altre basi NATO italiane. E poi sui dazi, il Sole 24 Ore, il giornale di economia: caos sui dazi degli USA al Canada, cedono le borse europee e Wall Street. Lo vediamo anche più in approfondimento. Trump prima attacca il Canada, poi sui dazi ci ripensa, fa marcia indietro, prima al 50% su acciaio e alluminio, in serata il ritorno al 25%. Naturalmente questo ha confuso le borse che sono in calo. Lasciamo stare lo scenario internazionale, veniamo invece in Italia, dove ci sono queste due svolte in due casi giudiziari che hanno monopolizzato per molti mesi l'opinione pubblica. Uno di questi è il delitto di Garlasco, che si riapre. Si riapre perché sotto le unghie di Chiara Poggi, la vittima, è stato ritrovato del DNA e adesso è nuovamente indagato l'amico del fratello. A 18 anni dall'omicidio, Sempio, questo è il nome dell'amico, torna nel pirino dei PM, il suo legale dice che è allibito e sconvolto, all'epoca aveva 19 anni, si è rifiutato di sottoporsi ai tamponi, domani sarà però sottoposto in maniera coattiva. E dall'altra parte chi c'è in carcere per questo delitto? C'è Alberto Stasi, soprannominato all'epoca il biondino dagli occhi di ghiaccio, e qui vedete il dettaglio di questi occhi azzurri. Lui cosa dice? Sono innocente e so aspettare. Fu condannato a 16 anni, di mattina fa il contabile, di sera torna in cella, la mia coscienza è leggera, dice, dormo tranquillo. Tanta serenità in un condannato innocente, diciamo, non è facile da comprendere. E poi vediamo un'altra vicenda invece, sempre ci porta in un'aula di tribunale. In questo caso si parla della morte di Maradona. Photoshop in aula, così è morto Maradona.
Il procuratore apre la sua arringa con un colpo di scena da telenovela argentina, mostra la foto scattata a Diego Maradona pochi istanti dopo la morte e si vede lui sul letto mezzo nudo con la pancia molto gonfia. Un'immagine scioccante che fa scoppiare in un pianto irrefrenabile le figlie Dalma e Giannina seduta nelle prime file. Siamo al processo per la morte del Pibe che è iniziato ieri a quasi 4 anni e mezzo da quel 25 novembre quando il suo cuore smise di battere per una crisi cardiorespiratoria. E poi però dicevamo ancora giudiziaria perché c'è un'altra svolta, il caso Mollicone. Dopo 24 anni processo bis per i Mottola, annullate le assoluzioni. Chi sono i Mottola? Sono l'ex carabiniere e i suoi familiari che erano stati assolti. Consuela, sorella di Serena, la ragazza che entrò in caserma e non ne uscì più, dice forse questa volta avremo giustizia. 24 anni, nessun colpevole, è un processo da rifare. L'unica certezza è che dopo un quarto di secolo Serena Mollicone è stata uccisa. Un'ultima pagina, se riusciamo. Sì, un'ultima pagina che può riguardare tanti ragazzi e che leggiamo da Repubblica. Medicina senza test d'ingresso, numero chiuso. Dopo 6 mesi la riforma Bernini diventa legge, l'accesso alla facoltà cambia già dal prossimo settembre. I comitati delle varie università dicono tempi troppo stretti per gli atenei. Non ci sarà dunque più il test generalista a crocette introdotto a livello nazionale. Nel prossimo settembre tutte le matricole che aspirano a diventare medici dovranno essere accolte nelle 41 università pubbliche che dispongono del Dipartimento di Medicina. La selezione avverrà dopo 6 mesi di studio ed esami, quindi è una vera e propria piccola rivoluzione, ma che apre le maglie per rimpolpare gli organici negli ospedali. Grazie Lorena, più avanti torneremo da te ai quotidiani. Adesso vediamo le previsioni meteo e dopo ci ritroviamo insieme. Bentrovati da Nikos, che ho detto, aggiornamento con le previsioni per mercoledì, quando una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale ed il Basso Tirreno, la Campania, quindi con delle piogge e dei rovesci. La Sicilia molto ai margini, giornata di variabilità, passaggio di qualche piovasco più probabile sulla parte settentrionale della regione. Venti ovest-sud-ovest con mari generalmente poco mossi o mossi. Quadro termico comunque mite, per i venti appunto dei quadranti meridionali supereremo anche i 20 gradi. E poi uno sguardo alla tendenza per la giornata successiva, ovvero la giornata di giovedì, quando ritroveremo stabilità, una giornata più soleggiata sulle nostre regioni, ampi rasserenamenti. Il vento in prevalenza ancora dai quadranti meridionali con delle temperature miti di giorno, tanto che supereremo in alcune zone marittime i 20 gradi, quindi una giornata di giorno che sarà pienamente primaverile. Ulteriori dettagli, approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree? L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Bentornati, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, do il benvenuto al direttore generale del Policlinico Universitario di Catania, Rodolico San Marco. Grazie per essere con noi. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Gaetano Sirna, professore con noi, è un vero piacere averlo in studio. Stamattina parliamo di una, possiamo definirla una sorta di rivoluzione nel trattare le liste di attesa o quantomeno nel progetto di azzerare queste liste di attesa. Il vostro potrebbe essere un progetto pilota, devo dire io, poi magari da applicare in altre aziende. Ma era cercare una soluzione a un problema che è atavico nel sistema sanitario, che è quello delle liste d'attesa, un problema veramente difficile da risolvere. Allora noi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni anche su forte input del Presidente della Regione e dell'assessore per cercare di venire incontro alle esigenze dei pazienti. E uno di questi è stato questo progetto di utilizzare le attrezzature della radiologia
piuttosto che 12 ore al giorno, cercare di aumentarle fino a 16-18 ore al giorno. E allora, come avete fatto? Insomma, chiaramente avete fatto, allungato i tempi, no? Abbiamo fatto un accordo con i nostri radiologi, a cui abbiamo chiesto delle prestazioni aggiuntive da fare in momenti in cui le macchine non servono per l'attività istituzionale dell'ospedale, per cui la sera dalle 20 fino a mezzanotte, i festivi. Abbiamo raggiunto un accordo anche di natura economica, per cui nel giro di 2-3 mesi abbiamo azzerato le liste d'attesa che avevamo in ambito radiologico. Questo è un percorso che ora stiamo riprendendo anche per altre prestazioni, soprattutto quelle dove i tempi di attesa sono più lunghi, e speriamo anche su questo campo di ottenere ottimi risultati come è stato per la radiologia. Questo serve anche a utilizzare, oltre a utilizzare le macchine più tempo, a venire incontro ad alcune esigenze dei cittadini, soprattutto quelli che lavorano, le persone anziane che hanno trovato in questa tempistica, devo dire, abbiamo trovato in loro veramente un punto favorevole, per cui ci hanno ringraziato, perché i lavoratori chiaramente fuori dall'orario di servizio ne possono venire benissimo a fare gli esami, e anche le persone anziane abbiamo trovato che erano favorevolmente impressionati. Anche perché magari le persone anziane molto spesso non trovano chi li accompagna, certo, no? E quindi hanno dovuto chiedere ai figli, ai parenti. Per cui farlo la domenica o il prefestivo era un vantaggio, chiaramente. Beh, questa è sicuramente una bella soluzione. Le chiedo, lei prima faceva riferimento al fatto che avete trovato un'intesa da un punto di vista economico anche con i lavoratori, con i dipendenti della struttura. Loro come hanno accolto questo vostro progetto, e poi se questo sacrificio è sopportabile anche da un punto di vista economico, considerato insomma che la sanità ha, diciamo, delle ristrettezze, no? Assolutamente, noi dal punto di vista economico siamo coperti dal fatto che la Regione e il Governo hanno messo a disposizione delle risorse per le prestazioni aggiuntive da fare erogare ai medici. Certo, abbiamo trovato un accordo di natura economica che è vantaggioso sia per l'azienda, perché viene incontro a un fabbisogno di salute dei pazienti, sia anche nei confronti del personale che si trova incentivato, sempre nei limiti di un'attività che non può superare le 12 ore settimanali aggiuntive, perché ci sono delle norme europee che dicono che i dirigenti non possono lavorare più di 48 ore la settimana, per cui abbiamo anche questo limite, per cui entro questo limite noi ci teniamo. Allora, l'esperimento, mi diceva lei, è stato fatto con radiologia. Dove verrà molto presto applicato, facciamo questo protocollo, chiamiamolo così? Verrà applicato in gastroenterologia, dove le liste d'attesa sono veramente molto importanti, verrà applicato in pneumologia, in urologia, che sono le discipline dove abbiamo liste d'attesa più lunghe. Dico, questo è un tentativo di risolvere un problema che molto difficilmente si potrà risolvere solo con questo, perché noi, aumentando l'offerta in questo senso, quello che abbiamo risolto alcuni problemi legati alla lista d'attesa, ma ne abbiamo create anche perché le persone che sanno che nella nostra azienda c'è una risposta più tempestiva chiedono di venire, creando nuova lista d'attesa, per cui è un cane che si morde la coda. È chiaro che poi il cittadino cerca di trovare una soluzione a quelli che sono i problemi, soprattutto quando sono problemi di salute e sono problemi... Per questo le dico che è un tentativo di risolvere un problema, ma non è, diciamo, definitivo, perché il problema delle liste d'attesa dovrebbe tenere conto di un punto principale, che è quello dell'appropriatezza delle prestazioni che si richiedono. Studi recenti dicono che il 30% delle prestazioni che si erogano in sanità sono inappropriate, quindi inutili. Quindi bisogna anche educare i cittadini a seguire meno internet e ad affidarsi ai propri medici quando hanno bisogno di una prestazione. E poi c'è il problema legato anche alla medicina difensiva, per cui i medici sono portati a richiedere molto proprio ai fini di una tutela medico-legale. Quello è un altro problema di cui si continua a discutere, si continua a dibattere. Fra le altre cose adesso c'è questa nuova riforma del medico di famiglia che potrebbe diventare un medico, diciamo, del Servizio Sanitario Nazionale a tutti gli effetti. Insomma, si potrebbe ampliare questa discussione. Senta, io le volevo dire, chi sono stati, lei prima faceva riferimento a determinate categorie, lavoratori e anche
parchi anziani. Possiamo fare non dico una percentuale esatta, ma chi è che ha approfittato di più, fra virgolette approfittato, no, di questo servizio? In maniera equa, soltanto le persone avanti con gli anni oppure proprio anche i lavoratori? No, noi abbiamo seguito intanto la tempestività delle prestazioni viene erogata in relazione alle prescrizioni, al carattere d'urgenza della prescrizione. Poi alla fine noi abbiamo accontentato tutti perché le 1800 persone che erano in lista d'attesa noi le abbiamo soddisfatte nel giro di 2 mesi. Proprio con questa attività. È anche vero che di questi 1800, una volta richiamate, solamente il 60 e 70% viene, perché il 30% o già è andato una soluzione alternativa oppure ha deciso che non aveva più bisogno di quell'esame. Beh, insomma, ci si sta lavorando. Assolutamente. Adesso speriamo che questo modello che nato da voi, perché così magari si può risolvere, lei dice si affollano. Assolutamente, però se fosse applicato da tutte le aziende deve diventare... potrebbe essere una soluzione, così veramente queste liste d'attesa si potrebbero... E l'altra soluzione potrebbe essere quella di evitare le multiprenotazioni, facendo un CUP provinciale, in maniera tale da dare al cittadino la possibilità di prenotarsi solo una volta. Quindi non tentare... Non fare multiprenotazioni. Anche questo in tasa, no? Assolutamente, perché poi c'è il paradosso che soprattutto per le prestazioni che hanno una lunga d'attesa, che noi abbiamo liste d'attesa lunghissime e paradossalmente gli ambulatori vuoti, perché loro non disdicono l'esame, noi non facciamo il recall, per cui 10 persone prenotate se ne presentano solamente 4. Tutto questo è anche un dispendio di energia e di risorse. Assolutamente, però facendo un CUP provinciale, dando l'opportunità di fare solo ed esclusivamente una prenotazione, si evita questo problema. Potrebbe anche essere questa una strada da seguire. Direttore, io stamattina non posso non parlare con lei. Poco fa abbiamo visto all'inizio della nostra trasmissione un servizio su quello che succede all'ingresso del pronto soccorso in via Santa Sofia. È un problema serio, è un problema diciamo che investe non soltanto la qualità di vita di chi ogni giorno va e si sposta per lavoro, ma soprattutto è legato al rischio che corrono i pazienti che vanno in ambulanza, che sono portati in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico, di non arrivare in tempo perché c'è tutto intasato. È una situazione complicata, difficile da risolvere, però bisogna trovare una soluzione. Allora, la soluzione, devo dire, in questi ultimi 2 anni con il sindaco trentino abbiamo fatto più riunioni e devo dire alcune soluzioni le avevamo trovate, forse non siamo stati capaci di metterle a disposizione, però noi abbiamo fatto una convenzione, un accordo tra Comune, Università e Policlinico e la società dei trasporti catanesi. Abbiamo fatto una convenzione per cui l'Università ha messo a disposizione un parcheggio, che è quello vicino al Pala Arcidiacono, con 1200 posti gratuitamente a disposizione degli utenti del Policlinico. La società dei trasporti catanesi ha messo a disposizione una navetta ogni 20 minuti che fa questi 800 metri dal parcheggio all'entrata. Questo parcheggio resta vuoto. Resta vuoto completamente. Ci sono persone che parcheggiano su marciapiede a 30 metri dal parcheggio. E questa, devo dire, è una situazione che crea sconforto, perché tutto lo sforzo che abbiamo fatto diventa inutile. Quindi è un problema di educazione. Educazione stradale nella circostanza. Ma soprattutto, dico, c'hai un parcheggio gratuito a 1800 metri da dove devi andare. Hai una navetta. Lasci il paziente, vai a parcheggiare, c'hai una navetta che ogni 20 minuti ti prende e ti porta. In più abbiamo messo gli stalli per evitare parcheggi inutili, perché parcheggiano accanto agli stalli. La corsia preferenziale dell'ambulanza viene occupata dai parcheggi e dalle file, per cui è un problema. Forse siamo noi non capaci di fare capire alle persone che è per loro che è stato fatto tutto questo. In più aggiunga che il Policlinico è diventato un'azienda attrattiva per le prestazioni. Noi abbiamo fatto l'anno scorso 400.000 prestazioni in più rispetto al 2023, per cui noi siamo veramente assediati dalle persone che vogliono venire da noi, per cui
aggiunge tutto questo e si crea il caos. Prima di salutare, capisco che non risolviamo il problema, diciamo, di via Santa Sofia stamattina, però queste informazioni sono importanti e sono utili per chi ci sta seguendo. Domani è la giornata mondiale del rene? Sì. Iniziative particolari? Noi abbiamo fatto un'iniziativa con il nostro reparto di nefrologia che è a San Marco, per cui telefonando oggi e prenotandosi, domani c'è la possibilità di avere delle prestazioni gratuite presentandosi all'ambulatorio di nefrologia dell'ospedale San Marco. Benissimo. Grazie al direttore generale del del Policlinico Universitario Rodolico San Marco di Catania, buon lavoro e speriamo che questa vostra attività, questa vostra idea per azzerare diciamo, le liste di attesa possa essere presa a modello da altre aziende ospedaliere, in modo tale da veramente cercare di, non dico azzerare completamente le liste d'attesa, però rendere più accessibile diciamo, gli esami a tutti gli utenti, a chi ne ha necessità, seguendo le regole. Attenzione. Certo. Grazie ancora al direttore generale del Policlinico di Catania, Gaetano Sirma. Ci fermiamo, c'è una brevissima sosta, fra poco torniamo insieme a parlare di altro. Restate con Buongiorno Sicilia. Ci ritroviamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e ritroviamo in studio, buongiorno. Buongiorno a lei. Claudio Sammartino, già prefetto della città non solo della città di Catania. Grazie per essere con noi stamattina, però Grazie oggi a voi dell'invito. Parliamo di un progetto importante per la città di Catania. Si parla tantissimo di riqualificare San Cristoforo. San Cristoforo è uno dei quartieri più diciamo, popolari della nostra città, della città di Catania, che ha una grande opportunità grazie al decreto Caivano. Sì, devo dire intanto che si tratta di un'occasione importante per Catania, ma soprattutto perché la tanto auspicata, richiesta, desiderata partecipazione dei cittadini qui viene messa in atto, e viene messa in atto proprio da oltre 83 associazioni, gruppi, scuole, parrocchie che hanno deciso, esercitando un diritto-dovere alla partecipazione, hanno deciso di dare un contributo in chiave di sussidiarietà all'amministrazione comunale. È un'occasione importante perché è un'occasione di sperimentazione della partecipazione democratica e quindi del contributo che possono dare i cittadini, ma anche delle iniziative di prevenzione sociale che possono essere messe in atto in un ambiente ad alta vulnerabilità sociale. Lei stamattina è qui con noi in veste di coordinatore di Cantiere per Catania. Sì. Perché Cantiere per Catania dice tanto. E dice tanto perché sì, San Cristoforo è il focus in questo momento, però c'è un cantiere Catania, perché Catania ha bisogno di tanto. Noi stamattina ci focalizziamo su San Cristoforo perché c'è un documento che è stato finalmente, diciamo così, definito nei particolari, che riguarda proprio quelle che saranno le attività che verranno messe in atto e portate a compimento su San Cristoforo. Ci sono tanti fondi a disposizione, non sono tantissimi, però si può fare certamente qualcosa per un quartiere che certamente vive molti disagi da tanti punti di vista. Sì, soprattutto, ripeto, in ottica di prevenzione sociale, perché è proprio questa l'ottica del decreto legge che è stato varato opportunamente dal governo alla fine del 2024. Le iniziative da realizzare proprio devono essere orientate in un'ottica di prevenzione sociale proprio al contenimento, al contrasto e al tendenziale superamento del degrado, del disagio giovanile e della vulnerabilità sociale, così recita proprio il decreto legge. Pertanto, in un quartiere ad alta vulnerabilità sociale, caratterizzato da povertà educativa, da povertà anche di altra natura, economica, abitativa, da mancata integrazione e emarginazione, nonché dalla consolidata e storica presenza della criminalità, noi riteniamo che un raggruppamento più vasto del cantiere, perché il cantiere ha preso l'iniziativa, ma ci sono tante aggregazioni, associazioni, parrocchie, istituti religiosi, scuole,
Ecco, riteniamo che gli interventi devono seguire due filoni, quello educativo formativo e quello dei servizi sociali, per cercare di prevenire e di contrastare delle linee di tendenza che possono trasformare il disagio in devianza e in criminalità. Allora, come si interviene perché, insomma, sul fronte della prevenzione, come si può intervenire? Restituendo ai ragazzi, ai giovani e non solo ai giovani, intanto un posto dove poter studiare, dove poter fare attività, dove poter fare aggregazione anche nelle ore extrascolastiche, diciamo così. Noi proponiamo all'amministrazione comunale, in ottica proprio di sussidiarietà, e lo abbiamo già fatto con altri 2 documenti che hanno preceduto questa proposta puntuale ed operativa, proponiamo di intervenire intanto sui luoghi dell'educazione e della formazione, ma soprattutto con una precisazione di metodo, intervenire su immobili che già sono nel patrimonio comunale, evitando acquisizioni o espropriazioni, non solo lungaggini burocratiche, ma soprattutto anche impegno di risorse che possono essere destinate. E quindi la rifunzionalizzazione di scuole del quartiere di San Cristoforo, ampliando l'offerta formativa anche al tempo pieno e al tempo prolungato, di modo che i ragazzi possono essere sottratti alla logica perversa della strada e possono vivere per gran parte della giornata in un ambiente sano, ma anche le palestre comunali, rifunzionalizzare le palestre che in atto sono presenti a San Cristoforo per rendere aperte al pubblico dei più giovani, dei meno giovani, con il contributo delle associazioni e soprattutto dei gruppi sportivi delle forze dell'ordine, perché le gestiscano e le mettano a disposizione di tutti. La possibilità, le chiedo scusa, di avere anche un luogo come una mensa dove poter passare del tempo insieme con i compagni di classe, con i compagni di scuola, può facilitare i ragazzi a stare lontano, diciamo, da tentazioni, chiamiamole così, fra virgolette. Sono uno degli strumenti di prevenzione sociale che noi riteniamo più importanti, cioè fornire ai ragazzi un contesto non solo di educazione ma anche di formazione umana e sociale è fondamentale, è importante. Vivere in un ambiente sano e soprattutto avere a che fare con altre logiche, altre mentalità, sicuramente li sottrae al fascino perverso della strada e della devianza e della criminalità. Ci sono diciamo, diversi gli obiettivi che si pone questo progetto. Ce ne sono alcuni, diceva lei, recuperare alcune scuole, alcune strutture che sono già presenti. Una di queste è l'Istituto Comprensivo Statale di Indirizzo Musicale, la Cardinale Dusmet Andrea Doria. Poi si vuole recuperare la palestra comunale di Via Cordai, un edificio molto ampio, 600 metri quadri. Diciamo che sono tutti luoghi, e poi c'è anche un ex asilo comunale che leggo, di Via Toledo, Via Moncada, che attualmente è in stato di degrado. Poter riacquisire patrimoni non solo diciamo, immobiliari, ma strutture che poi mettono a disposizione dei servizi fondamentali per la gente del quartiere, per i residenti del quartiere, direi che in qualche modo dà anche fiducia alle persone, cioè sentono di non essere soli. Non c'è dubbio, ma noi parliamo di rigenerazione urbana, nel senso che intervenire su questi luoghi, riqualificarli e quindi incidere positivamente sul patrimonio comunale, valorizzandolo, soprattutto in un comune che è in stato di dissesto, sta cercando di uscire dal dissesto, ma soprattutto intervenire sui luoghi abbandonati come l'ex asilo di Via Moncada significa mettere delle dinamiche positive di contagio positivo, perché rifunzionalizzare e valorizzare dei luoghi abbandonati significa rimetterli in circolo e ridare nuova vita, farli diventare. Quello peraltro proponiamo che venga destinato non solo a sedi di corsi di formazione professionale, ma anche a sedi di sezioni di istituto superiore che in atto non sono presenti a San Cristoforo, che abbiano delle specializzazioni che sono direttamente connesse alle potenzialità del territorio. Ma rigenerare anche alcuni immobili confiscati? Questa è un'altra sfida. Questo fa immobili già destinati o da destinare, da assegnare al Comune di Catania. Sono 41 secondo le nostre
secondo le nostre ricerche. Ecco, valorizzarli, rifunzionalizzarli, destinarli all'uso orientato al servizio di questo territorio ci sembra molto importante, non solo per non abbandonarli al degrado, ma per metterli in circolo e renderli utili. Proponiamo di installare lì, assieme alla rifunzionalizzazione dell'ex mercato di via Belfiore, dove potrebbero essere collocati una sezione operativa dei servizi sociali, anche lì creare una capillarizzazione dei servizi sociali sul territorio per farne centri ascolto, consultori, servizi insomma alla gente di San Cristoforo, ai giovani, agli anziani e alle famiglie. E un ultimo aspetto da toccare, mi piace, è quello della partecipazione dei cittadini attivo. Questa partecipazione attiva in modo tale che la loro... cioè il fatto che possano avere un rapporto diretto non solo con le istituzioni, ma avere un rapporto diretto con anche un ufficio chiamiamolo periferico, chiamiamolo così, aiuta il cittadino ad entrare in un'ottica diversa, in un circuito virtuoso. Non solo, ma è proprio questo, si cerca di valorizzare l'impegno di ogni cittadino per rendere anche lui in poco o tanto protagonista di un percorso positivo per San Cristoforo. Il Capo dello Stato ha avuto delle parole molto importanti a Trieste alla Settimana Sociale dei Cattolici, quando ha detto testualmente: l'esercizio della democrazia non si riduce ad un semplice aspetto procedurale e non si consuma neppure soltanto con la irrinunziabile espressione del diritto di voto nelle occasioni elettorali, ma bisogna costruirlo dal basso giorno per giorno, costruire assieme la democrazia, assieme per San Cristoforo. Grazie al dottore Claudio Grazie San Martino. Stamattina in veste di coordinatore cantiere per Catania ci ha illustrato i tanti progetti per il quartiere San Cristoforo legati anche al decreto, soprattutto al decreto Caivano. Buon lavoro, c'è tanto lavoro da fare, in bocca al lupo davvero. Grazie. Ci fermiamo, fra poco torniamo di nuovo con Buongiorno Sicilia. Siamo di nuovo insieme, prima del prossimo ospite c'è un'agenzia appena battuta da ANSA. I carabinieri di Partinico hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere su richiesta della procura firmata dal GIP nei confronti di componenti di un nucleo familiare accusati di maltrattamenti aggravati in concorso nei confronti della figlia e sorella disabile. L'indagine è scattata dopo una segnalazione degli assistenti sociali. Particolari chiaramente aggiornamenti su questa agenzia nel corso dei nostri telegiornali. Buongiorno a Sebastiano Anastasi. Buongiorno a voi. Il presidente del Consiglio Comunale di Catania. Ci ritroviamo a distanza di qualche giorno, dall'8 marzo, per parlare di una vostra iniziativa, premio Valore Donna 2025. Intanto l'osservazione che viene subito alla mente: è ancora necessario un premio al valore della donna nel 2025? Partiamo da qui, poi magari cercheremo di capire che cosa significa veramente questo premio. Diciamo di sì nell'ottica in cui l'abbiamo voluto inquadrare, nella misura in cui siamo coscienti che ancora oggi ci sono delle disparità che purtroppo emergono sistematicamente. Allora è giusto portare all'occhio della cittadinanza degli esempi di donne che nonostante questo ce l'abbiano fatta e catalizzare l'attenzione su questo problema. Per noi fondamentalmente è portare degli esempi alla cittadinanza, alle nuove generazioni in generale, uomini e donne. Con l'8 marzo è la terza edizione che focalizziamo appunto su delle figure femminili che hanno dato tanto alla città. Queste figure femminili hanno praticamente partecipato a valorizzare la città di Catania, hanno dato un contributo speciale, particolare alla città di Catania. Sì, abbiamo così individuato insieme al Lions Club Absolute, con il dottore Sergio Marino, abbiamo individuato delle figure variegate,
dalla donna semplice, dalla donna della porta accanto, a chi ha conseguito degli studi autorevoli e ha dato prestigio alla città. Abbiamo coinvolto la giovane nigeriana Angela Isaac, era stato pensiero mio sottoporla a sindaco, insieme avevamo il piacere che rappresentasse la città sulla carrozza del Senato, poi ha avuto un impedimento e quel giorno non era presente, poi il Presidente della Repubblica l'ha insignita Cavaliera della Repubblica, e quindi era opportuno metterla lì, perché di fronte a chi riprendeva col cellulare questa donna, che non è catanese come sangue, diciamo, usiamo questo termine, però ha fatto un gesto senza pensarci due volte. E così abbiamo avuto la professoressa Nicotra del diritto costituzionale, in gambissima, che ha tenuto anche una sorta di lectio magistralis durante quella giornata, e tante altre donne, addirittura una donna alla memoria. Abbiamo fatto una targa alla memoria di una donna che ha lottato per 26 anni contro un cancro, ed era opportuno che il Consiglio Comunale ovviamente attenzionasse queste figure importantissime. Mi piace sottolineare la presenza anche di due assessori, l'assessore Viviana Lombardo e anche la consigliera, la consigliera Valentina Saglimbene, due figure femminili che fanno parte dell'ente proprio della macchina amministrativa della città di Catania. Noi abbiamo 10 consigliere donne, poi per varie ragioni, per cui si sono accavallati diversi impegni istituzionali e familiari, c'era solo la consigliera, però il Consiglio Comunale ha una forte rappresentanza femminile che dà un contributo di vivacità e di verve, soprattutto, è una spinta fortissima su questo e su altri temi. Il tema è quello delle pari opportunità, il tema centrale. Pari opportunità è un tema grande, è un tema complesso, però bisogna agire. Io mi sono trovato presidente della Commissione Pari Opportunità nella scorsa consigliatura a redigere e far approvare dall'Aula le linee guida sulle pari opportunità, che ad esempio prevedono anche il cosiddetto bilancio di genere. Il problema è avvertire quella sorta di rivoluzione culturale che ancora in alcuni casi manca. In me personalmente e nella maggior parte dei colleghi non si avverte, e questo è molto ma molto positivo. Però in base a ciò che leggiamo ogni giorno dai giornali o le lamentele che raccogliamo in questi momenti, perché per noi magari è tutto normale, poi quando parliamo con queste donne, dalla più umile alla donna di successo, ti fanno rilevare con esempi di vita che purtroppo questa discriminante ancora è presente. Quella dell'8 marzo scorso, dicevo prima, si inquadra in una serie di iniziative vostre che non sono soltanto rappresentate da questo premio. Diciamo che l'attività dell'ente è proprio rivolta ormai da anni a perseguire e a raggiungere questo risultato, che non è soltanto quello delle pari opportunità, ma è quello di sostenere le donne, in qualche modo fare sì che non si sentano ancora una volta di serie B. Questo termine è brutto, però terribile. Però è così in molti casi. Io dico sempre che il Palazzo degli Elefanti, lo dice anche il sindaco, e il Consiglio Comunale è la casa dei catanesi. Allora questa casa deve essere accogliente e protettiva, fondamentalmente per chi si trova in una condizione di svantaggio, e se in condizione di svantaggio troviamo questo fenomeno legato alle discriminazioni femminili, il Comune di Catania deve essere in prima linea, con iniziative simboliche ma soprattutto con tanti atti concreti. A proposito di atti concreti, bisogna lavorare, e penso lo facciate in consiglio, considerate che sono 10 donne con consigliere, per favorire questa uguaglianza di genere e diciamo in qualche modo valorizzare quello che è la funzione, il ruolo della donna, perché molte volte le donne poi possono avere delle intuizioni che dal loro punto di vista cioè, che non ha l'uomo, non riesce l'essere il maschio, diciamo così, ad avere. È importante poter eseguire anche questo tipo di indicazioni che molto spesso invece vengono, non dico trascurate, però sì va bene, però poi non si dà seguito. È una questione di sensibilità, di empatia. E il problema
credo che sia fondamentalmente anche culturale. Sì, il problema è fondamentalmente culturale, però è ovvio che noi oggi dobbiamo stare attenti a non far passare per ovvio ciò che ovvio non è, a far andare nel dimenticatoio ciò che va attenzionato. Ti faccio un esempio: il giorno che la giovane Angela Isaac ha potuto partecipare appunto all'evento della carrozza del Senato è perché era in ospedale col bambino, e quindi ecco, la maternità, noi abbiamo affrontato tante volte la tematica e cerchiamo di porre alcune soluzioni. Purtroppo il Consiglio Comunale, ma la competenza non è un organo legislativo, è un organo che può regolamentare. Quando abbiamo regolamentato, quando abbiamo dato le linee guida sulle pari opportunità, ci siamo posti alcuni problemi, tra cui non solo quello del nostro personale, ma anche quello di alcune categorie delle nostre donne, perché se tu sei donna, sei madre, sei disabile, sei disoccupata e sei in periferia, capite che il carico relativo alle cosiddette pari opportunità è nettamente diverso a chi è una situazione più vicina alla realtà normale quotidiana, e su questo occorre fare un lavoro incredibile. Il Consiglio Comunale è sempre molto attento, mi posso assicurare che quando in bilancio, nelle ristrettezze economiche, per caso si prospettano tagli o ci sono difficoltà, ad esempio legate a questo tema, come per le associazioni che si occupano dei cosiddetti sportelli di ascolto contro le violenze di genere, il Consiglio Comunale alza le barricate e tutela anche queste realtà. Pari opportunità, ma anche coesione sociale, allora. Soprattutto, questa è una battaglia, di questa è la mia forma mentis, e il Consiglio Comunale da questo punto di vista segue a ruota. È la cosa fondamentale. La coesione sociale è quella che ti consente un'armonia in una città per poter vivere bene, senza stereotipi e soprattutto senza quello che poi in tanti casi, soprattutto nel passato, si è anche trasformato in odio sociale, in mancanza di dialogo. La coesione sociale è fondamentale, soprattutto per le nostre città meridionali, dove la povertà cresce sempre più e alberga a tutti i livelli della società civile. Grazie al Presidente del Consiglio Comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, buon lavoro per quello che fate in Consiglio, ma anche per queste importanti iniziative che sono rivolte alla città di Catania. Noi facciamo il nostro dovere, c'è tanto da lavorare, in questi giorni vedremo dei lavori cocenti fra il piano regolatore del porto e un consiglio straordinario sull'ex area del centro direzionale di Cibali, e un consiglio che lavora a ritmo di 2 o 3 sedute alla settimana. Buon lavoro allora. Grazie. Ci fermiamo, grazie a voi. Una breve sosta e intanto vediamo le pillole di Almanacco. Oggi vi parliamo di un argomento che ci riguarda tutti da vicino, la libertà di espressione in rete. Si tratta della giornata mondiale della lotta contro la cybercensura. Sapete cosa significa cybercensura? Significa che in alcuni paesi del mondo i governi controllano tutto quello che si dice e si fa su internet, impedendo ai cittadini di accedere a informazioni, contenuti e comunicazioni libere. A volte addirittura bloccano completamente la rete, isolando il paese dal resto del mondo. Ma abbiamo delle prove riguardo il Big Bang? Come sappiamo, gli astronomi ritengono che l'universo abbia avuto un inizio ben preciso, 13,8 miliardi di anni fa, con un evento definito Big Bang, letteralmente grande esplosione. Gli scienziati che ipotizzarono il Big Bang ne prevedevano una sorta di eco che poteva essere resa visibile sotto forma di debole radiazione proveniente da ogni direzione del cielo. Nel 1964 si ebbero le prove sperimentali e questa cosiddetta radiazione cosmica di fondo fu rivelata da 2 astronomi americani mediante un'antenna radio nel New Jersey. Buongiorno e ben trovato a Marco Amato, grazie per essere con noi anche oggi. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi, buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Buon caffè. Grazie. Una tazzina con tanti fiori, c'è un mazzetto di fiori. Con un mazzo di fiori, perché oggi vi parlo di donne anche io, e quindi volevo omaggiare con quello che per me è sempre stato il linguaggio più bello di omaggiarle, i fiori. Ebbene, una cosa che mi ha molto incuriosito è stato l'omaggio che ha fatto
fatto Checco Zalone proprio alle donne l'8 marzo e se ne è uscito con una canzone, definiamola così, molto interessante da vedere il video, che si chiama L'ultimo giorno di patriarcato, un pezzo in cui assolutamente mette assolutamente in ridicolo tutta una serie di archetipi e di stereotipi alla sua maniera, quella maniera assolutamente brillante, giocosa, ridanciana e scanzonata che è tipica del suo segno zodiacale, i gemelli. I gemelli sono il segno della comunicazione ma anche quello dell'allegria, quello dell'essere assolutamente dissacranti e quello di presentare anche una binarietà. Questa binarietà infatti è rappresentata dalla contrapposizione e dal cambio di ruolo che proprio in questo pezzo lui propone tra uomo e donna, quindi un cambio radicale di tutto quello che sono le sopportazioni di una donna interpretate proprio da lui. Brillante e geniale, ribadisco, tra l'altro aiutato proprio da un Giove che nel suo segno zodiacale per adesso fa furore ed è proprio un rilancio della sua carriera professionale che occorre nella vita di tutti i gemelli, proprio perché questo Giove porterà a tutti i rappresentanti del segno un'impennata di carriera e una nuova apertura sociale. E beh, non scendevano in campo da un po' i gemelli, adesso per le stelle vengono privilegiati in questa loro formula assolutamente espansiva. Ma l'evento della giornata è ben altro, perché oggi il Sole si congiunge a Saturno, il caro vecchio Saturno che non è sempre contro, c'è anche un Saturno pro, e decisamente la chiarezza del Sole incontra la razionalità e la sapienza di Saturno. Nei segni d'acqua accade in Pesci, ma anche Terra oggi con una luna in Vergine sono assolutamente avvantaggiata. Quindi cosa succede nel cielo? Scopriamolo insieme. Per gli Ariete questa congiunzione è una congiunzione di sicurezza, proprio perché le sicurezze diventano emotive e vengono da dentro, per cui nessuna certezza potrà essere smontata se proprio avete deciso di procedere e andare avanti. Toro, assolutamente compatibile con i vostri gradi, in più oggi la luna di Trigono, per cui il Toro raggiunge e conquista proprio quei risultati tanto sospirati e si annuncia un periodo di calma e serenità contro gli uragani uraniani che ancora albergano nel suo segno zodiacale. I Gemelli, segno che oggi mi piace moltissimo, con una posizione di Giove assolutamente interessante, una luna di quadratura ma un Saturno che ricorda loro che se vogliono superare un impasse, un ostacolo, ci riusciranno brillantemente usando una grande forza di volontà. Cancro, la luna oggi inizia a dare spettacolo e nei prossimi giorni vedrete tutta una serie di risvolti. Saturno vi obbliga assolutamente a decidere tra famiglia, affetti e lavoro, che è il tema un po' del mese per voi Cancro, quindi delle scelte necessarie che opererete con grande abilità. Leone, è una configurazione zodiacale che parla di economia e di distribuzione delle energie. I Leoni devono stare attenti a come dosarsi e a come spendersi. La direzione è giusta, ma dovete avere pazienza, tutto e subito non è possibile. Vergine, uno dei protagonisti del segno della giornata, Sole e Saturno contro e la Luna nei vostri gradi. Oggi decidere di rinunciare a un progetto o qualcosa che propone delle difficoltà sarà la vostra risoluzione. Lasciate perdere. Bilancia, una giornata oggi assolutamente contrassegnata dal pianeta che da voi si esalta in gradi, ovvero proprio Saturno, una divina razionalità che vi permetterà di essere calmi e di avere tutto sotto controllo nonostante la situazione non sia semplice. Scorpione, ottimo, di Trigono questo aspetto per voi ed è un aspetto che vi porterà a un grande successo lavorativo e nella vita. Anche per quello che riguarda la Luna, gli amici e gli affetti saranno un'ispirazione, un'affinità elettiva. Sagittario, un po' contrastato il cielo di oggi, ma è un cielo che vi ricorda che anche se le certezze che desideravate non sono proprio tali, che avete qualche dubbio, riuscirete assolutamente a riprendervi la vostra posizione di comando. Capricorno, Saturno, il vostro pianeta, è proprio il protagonista della giornata e congiunta al Sole vi darà tutta la chiarezza che volevate. Finalmente i dubbi vanno via e quindi anche in amore si parla molto più chiaro.
Acquario, anche voi siete figli di Saturno in seconda battuta, non siete fatti solo di originalità, ma anche di tanta razionalità, una razionalità che proprio questa settimana, in particolare oggi, vi porterà a soluzionare alcune cose pratiche. Non siete molto portati per le cose pratiche, ma anche voi vivete di razionalità dove serve. Pesci, accade proprio nei vostri gradi questa congiunzione fortunatissima che vi porta a essere egemoni al lavoro. Oggi imperate letteralmente, prenderete delle decisioni importanti che graveranno su di voi e sull'ambito professionale. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani. E allora adesso andiamo di nuovo ai quotidiani. Da Lorena Dolci a una curiosità che abbiamo già intravisto in qualche modo. Sì, l'abbiamo intravista, ma me l'ero tenuta appunto per la fine. È una chicca a metà tra sport e spettacolo, perché pensate, i tifosi del Bayern Monaco, uno dei club europei più rappresentativi di calcio, hanno scelto per festeggiare i 125 anni del club, pensate che cosa? Montagne Verdi di Marcella Bella, la nostra Marcella Bella. C'è stato un contest, c'era un tenore che cantava questa parte in italiano, che è appunto il motivetto che ha reso il brano di Marcella celebre in tutto il mondo, e l'hanno intonato, pensate, 75.000 tifosi del Bayern, uno stadio colorato con questi colori rosso e bianco e blu, che intonava questa canzone che fa 50 anni. Infatti Marcella, che è impegnata nella promozione del nuovo disco, che è stata contattata dal collega della Sicilia, si è detta felice e orgogliosa. Montagne Verdi, che ha 50 anni, continua a sorprendermi, ha sorpreso anche noi. Sì, no, non è la prima volta però che vengono cose di questo genere, perché già in passato... No, e guarda, protagonista era proprio il Bayern Monaco, che aveva fatto un inno ispirato a Bello e Impossibile di Gianna Nannini. Hai visto? Bene, grazie a Lorena Dolci per averci accompagnato con i quotidiani in questa mattinata. Noi ci fermiamo qui. Buongiorno Sicilia, torna come sempre domani. Auguro a tutti.